da Malta a Taormina. Questa è la strada percorsa da questa coppia per celebrare e festeggiare il loro matrimonio. Kira e Ryan sono solari, allegri, ottimisti, visibilmente innamorati. Ti racconto il matrimonio di questi ragazzi che hanno un sogno: sposarsi in Sicilia, sposarsi a Taormina. Ciao, sono Francesco Campo, fotografo professionista, lavoro principalmente nel mondo del wedding. Questi ragazzi arrivano da me attraverso Carmela Guardione, wedding planner, titolare di Sicilian Bride. Durante una delle loro capatine qui in Sicilia per sistemare le loro faccende burocratiche riusciamo ad incontrarci, così che posso descrivere loro il modo in cui lavoro, i risultati della mia fotografia. Cocca subito la scintilla. È fatta! Questo matrimonio sa da fare. E allora giro di telefonate per riunire la gang. And you're gonna need a crew as nuts as you are. Con me ci saranno Giulio e Lorenzo. Un matrimonio logisticamente semplice, tutto a Taormina. Un lusso con lo scooter, un lusso. Ma è quando meno te lo aspetti che l'imprevisto ti colpisce. Le prime avvisaglie di un pomeriggio non esattamente sereno nascono durante la preparazione di Ryan. Perché la cintura dello sposo si rompe. Panico, nessuno ha una cintura di scorta. Giulio si offre di andare a recuperarne una a casa. Il tempo scorre veloce e le ore spese da bambino a guardare MacGyver forse sono servite a qualcosa. Cioè, ma tu ti rendi conto? No. Cioè, dopo Bob c'è Ciccio, aggiusta tutto. Ti fa tutto lui, è tutto in compresione. Riesco in qualche modo a risolvere la cosa. Cintura. Abbiamo scongiurato il fatto che durante il matrimonio all'improvviso le braghe di Ryan potessero abbassarsi. Nulla di così drammatico, penserete. Ma dopo la preparazione di Kira, poco prima di partire per la chiesa, mi arriva una telefonata. A casa ho un serio problema familiare, un problema di salute. Urge la mia presenza. Giulio e Lorenzo mi invitano ad andare, che tutto è sotto controllo, possono tranquillamente gestire il matrimonio. Carmela mi suggerisce di scappare il prima possibile. Gli sposi, manco a dirlo, con grande umanità mi dicono che la famiglia viene prima di tutto e che posso tranquillamente sganciarmi e correre dalla mia famiglia. Temporeggio giusto il tempo di arrivare in chiesa, fare l'ingresso degli sposi e aspettare lo scambio degli anelli. Poi scappo in ospedale. I ragazzi nel frattempo si fanno l'uscita dalla chiesa, drone incluso. Poi vanno a fare uno shooting che a detta degli sposi sarà divertentissimo. Nel frattempo le cose si mettono meglio, la mia presenza in ospedale non è più così necessaria, quindi scappo di nuovo, direzione matrimonio. Arrivo in villa giusto in tempo per l'ingresso degli sposi. Tutto fila liscio, i ragazzi sono al settimo cielo, Giulio e Lorenzo sono molto soddisfatti del lavoro svolto e Kira e Ryan trovano la lucidità di chiedere notizie e sapere se tutto sia a posto. A questo punto la serata può continuare senza brutti pensieri e quindi aperitivo con un tramonto incredibile, una cena sotto al cielo stellato per scatenarsi poco dopo al ritmo della musica di Fabrizio. Un matrimonio bello, intimo, immerso in un'atmosfera che sa di famiglia, il tutto sotto l'attenta regia di Carmela. Una giornata che mi ha ricordato che essere un fotografo professionista non è solo una questione di mera qualifica, non è necessariamente indice di bravura, non significa solo svolgere legalmente la professione, ma significa imparare a gestire le difficoltà caso per caso, essere pronti a risolvere ogni problema con correttezza e una chiara deontologia, senza compromettere il risultato finale nell'esperienza che offriamo ai nostri sposi. Essere professionista significa anche sapersi affidare ai propri compagni di lavoro. E se poi si è capaci di aggiustare una cintura con un utensile multiuso, tanto meglio. Ciao! Però Giulio, abbiamo aggiustato una cintura, sono stato in ospedale. Assolutamente. Abbiamo fatto tutto, E io stai anche giocando. Bravo.